è importante che il Veneto sia rappresentato da un presidente, e non solo da un presidente, anche da una squadra che abbia a cuore l'autonomia, che abbia a cuore il futuro del nostro territorio, che conosca i temi del federalismo fiscale e dell'autonomia, perché saranno i temi del futuro su cui giocare le sfide che abbiamo davanti. Dette i requisiti del candidato presidente ideale Alberto Stefani, segretario regionale della Lega e da poco anche vice di Salvini. Lo fa però tenendosi lontano dalla polemica con gli alleati di Fratelli d'Italia, nei giorni in cui nel vicino Friuli Venezia Giulia si è aperta una feroce crisi di maggioranza, per non parlare del terzo mandato, con l'esecutivo che ha impugnato anche la legge trentina, mandando su tutte le furie il presidente, leghista pure lui, Maurizio Fugatti. Stefani, ospite del direttore Luigi Bacciaglia, Focus TG, getta acqua sul fuoco. Ovviamente auspichiamo che questa confusione, che queste diatribe vengano meno nell'interesse del centrodestra, nell'interesse del Paese, perché i veneti hanno bisogno di un governo stabile e i cittadini hanno bisogno di un governo stabile che governi bene e in compattezza. Noi continuiamo a portare all'attenzione del governo un tema che è quello dell'autonomia, della voce delle regioni. Autonomia che per Stefani resta quella tracciata dalla riforma Calderoli, che segna un punto con l'ok in Consiglio dei Ministri alla legge delega sui LEP, i livelli essenziali delle prestazioni. Il modello è quello dei comuni. I sindaci su questo hanno tanto da insegnare al governo. Io ho fatto il sindaco nel mio comune e so quanto questo aspetto sia importante, so quanto questa capacità di monitoraggio permetta alle amministrazioni pubbliche di investire bene le risorse e gli italiani, in particolare i veneti, hanno la necessità di sapere dove i soldi delle loro tasse vanno a finire.